Adesso invitiamo qui la nostra bella Silvana, che ci presenterà questo bellissimo manuale, ci spiegherà perché e come l'ha fatto, i sagrini che si è presa e tutto il resto. A te la parola, perché ti metti il microfono che tu lo volevi. Sentite? Allora, sono scritto a tutti perché altrimenti mi divano. Dunque, saluto a tutti, a cœur, en presenza, si va a bere la Giarina è stradinome da mia famiglia e sono a Camagna. Ringrazio tutti voi che siete qui, perché se si chiede perché è a cœur la nostra lingua, la nostra roba straordinaria, una lingua che è sentita già da più di 1000 anni, la letteratura, una storia però del normale. Musino vero, la cerché, però al tempo in cui è un desmerito esponente dava un'idea di quella che è la nostra lingua, mi dispiace, ma se decidessi da parlare in italiano, almeno per questo nostro primo incontro. A questa obbedienza, anche perché mi promettevi che l'anni ci sarà altre situazioni me gusti, dobbiamo parlare e sentire la musica della nostra voce, la nostra bella lingua, e sicuro che dobbiamo parlare in un'altra, arnuvare da parole nuove, cercare di parlare e robi smentiare per di un'altra. Adesso mi sono presentata, parlerò del manuale Monfà. Non mi stancherò mai di dire che è stata una citazione in un congresso internazionale di lingue romanze anni fa, in cui si parlava delle lingue mondiali. Questo inizio è stato l'inizio del mio interessamento critico alla lingua monferrina. Parlavano dell'importanza della lingua piemontese come una delle minoranze linguistiche mondiali più importanti, più straordinarie, una lingua codificata, tutelata dall'UNESCO, la seconda minoranza linguistica più grande d'Europa, vedo che anche la bandiera ci sparava. Devi parlare italiano, sono a posto. Orgogliosa e entusiasta anche perché, ancora di più perché era la mia lingua madre, era una lingua che parlavo e che avevo sminuito, messo da parte in favore di altre lingue commerciali che avevo dovuto imparare per ragioni di lavoro. Tornai a casa convinta di trovare poco, invece scoprì un mondo particolare. Un'altra cosa importante è stato l'incontro sempre nell'ambito delle lingue minoritarie con Jean-Michel Noverre e Carlo Comoli anni e anni fa. Era appena nata Gioventura Piemontesa, Gioventura allora, un po' meno giù adesso, e un'associazione apartitica e apolitica che è nata per la tutela della lingua piemontese con tutte le sue varianti, di cui la nostra è una delle più importanti. Ho scoperto il mondo della nostra lingua, un mondo a noi celato con grande rabbia e disappunto. Quindi in tutto questo universo letterario io ho iniziato al contrario, ho iniziato studiando la lingua piemontese comune, la sua grafia, la storia, l'esame regionale per l'insegnamento, i corsi eccetera eccetera, ma io ero interessata a sapere il perché della nostra variante, perché noi parlavamo così, perché c'erano queste differenze, e quindi ho iniziato a studiare tutto quello che riguardava la nostra variante monferrina. Questo è stato l'inizio, ore e ore, testi, biblioteche eccetera eccetera, mi sono divertita, è stato un viaggio interessante. Meno divertito è stato il fatto di codificare questa lingua, anche perché da sola non ce l'avrei fatta, ho avuto l'aiuto di tutti. E devo dire che questo manuale, che ha avuto il patrocinio gratuito della Regione Piemonte e della provincia, è stato realizzato economicamente dalla sottoscritta, ma i proventi della vendita, che è solo il costo fisico del libro, vanno a Gioventura Piemontese perché possa continuare questa nostra battaglia. È il primo manuale della lingua madre monferrina e si compone sostanzialmente di due parti. Nella prima, molto interessante per me, c'è la formazione della nostra lingua. Il monferrino è una variante del piemontese, avete sentito, è una lingua che si è formata, come abbiamo già detto, dalla sovrapposizione del latino dei regionali
dei legionari romani sul substrato celto-ligure ed è stata arricchita dagli apporti delle popolazioni successive, germaniche, saraceni, longobardi, eccetera, ma condivide in pieno le regole grammaticali e sintattiche, ma nel Monferrino e il Monferrino ha una spiccata personalità, soprattutto fonetica, oltre all'inevitabile diversità lessicale. Questa particolarità scaturisce evidentemente da due dati storici importanti. Innanzitutto nel Monferrato, a dispetto delle altre regioni del Piemonte, il retaggio celtico è rimasto molto più vitale che nel resto del Piemonte, soprattutto nelle zone di pianura. Perché? Infatti, trattandosi di una zona collinare, all'epoca ricoperta da selve boscose, pericolose, poco viabile, poco popolata, non ha rivestito particolare interesse per i romani, e ciò ha fatto sì che il processo di occupazione e contaminazione sia stato più lento e faticoso che altrove. In un secondo luogo non dobbiamo dimenticare, qui Moncalvo è impossibile dimenticarlo, che il marchesato del Monferrato è stato un importante stato indipendente per più di 700 anni e i secoli hanno inevitabilmente forgiato una parlata particolare, una parlata peculiare, scorrevole, musicale, che più di altrove vanta questi retaggi celtici, longobardi, uniti ad apporti franchi, saraceni e alemanni. È una variante che si è integrata nella lingua del piemontese sabaudo, ne ha accompagnato l'evoluzione, ma ha partecipato attivamente al suo sviluppo, ma ricordiamoci che è restata sostanzialmente immutata nella sua preziosa e straordinaria complessità. Quindi nella prima parte del libro si illustra in dettaglio la storia della formazione dall'origine ad oggi. Cerco senza fare troppo polemiche, di fare chiarezza sui luoghi comuni, sul concetto di lingua, le legislazioni, lingua e dialetto. C'è il report della situazione attuale del Monferrino, c'è una grande attenzione per la letteratura, con la citazione di tutti i testi ad oggi conosciuti, di grammatica, vocabolari, di prosa, eccetera, eccetera. La seconda parte invece ha richiesto anni e anni di lavoro e il contributo di tutti i più grandi linguisti del piemontese ad oggi esistenti, anche non più residenti qui in Italia, ed è il manuale di codifica, di grammatica, di grafia e di sintassi. Ho voluto dare, ed è questo l'importante, a tutti noi monferrini uno strumento per interpretare al meglio la nostra parlata, nella grafia comune o storica, normalizzata, quella che si può dire. Quindi uno strumento per dare il futuro a ogni nostro scritto. Questo concordemente a quanto già da anni avviene in tutte le altre parti del Piemonte, quindi non si tratta assolutamente di inventare una grafia, ma di applicare la grafia esistente alla nostra variante, in modo da poter esattamente tramandare il modo in cui noi parliamo, ognuno nel proprio paese, con il proprio Goethe, con la propria espressione. È stato un lavoro difficilissimo, ho avuto momenti bui di scoramento, non essendo io un linguista ma un'umile ragioniera appassionata. Sono stata molto aiutata, supportata, sopportata da Novero e da altri, e stremati dai nostri dubbi particolari dietro mie richieste, dopo un anno di organizzazione, lo devo dire con orgoglio, con il modo schivo che contraddistingue tutti noi piemontesi. L'anno scorso a maggio a Torino c'è stato un congresso di tutti gli esperti del piemontese esistenti in Italia e all'estero per aiutarmi nel mio Monferrino, e hanno tutti concordemente sottoscritto alcune regole di grafia e di interpretazione che io da sola non avrei saputo dare. Vi ringrazio ancora adesso. E quindi ci sono nella seconda parte regole grammaticali, esempi, frasi, citazioni. Sono ricorsa all'IPA, all'International Phonetic Alphabeto, perché è l'unico modo per tradurre didatticamente la nostra pronuncia, il nostro suono, delle nostre varietà. Ci sono esempi anche di pronunce particolari dei paesi, Moncalvo, anziché Casale, o Ciniano, Borco, Camani e altri. È un manuale di grande aiuto, soprattutto per me, ed è un manuale che è il manuale che io avrei voluto trovare 30 anni fa. Però, e questo voglio proprio dirlo, che lo scopo di questo mio lavoro è quello di aiutare
di rispettare e di dar voce al nostro Monferrino, farci comprendere che non è un povero dialetto senza valore, una parlata mineraria ricchissima, così espressiva e precisa da poter esprimere qualsiasi concetto. Non ci è stata insegnata, ci sono le ragioni, siamo complessati, ci sono le ragioni, possiamo venirne fuori e ora, come dico sempre, il futuro della nostra lingua non è nelle nostre mani ma è nella nostra bocca. E questo passa attraverso due cose fondamentali, lo ripeterò sempre: la conoscenza e il rispetto. Senza la conoscenza del valore della nostra lingua, quindi la sua storia, la sua grafia, la sua formazione, non si arriva al rispetto. E il rispetto dà l'orgoglio, ed è l'orgoglio che io voglio trasmettere con questa mia opera, l'orgoglio di possedere una lingua millenaria, una lingua che interpreta la cultura di questo posto, di una popolazione nobile, di una popolazione straordinaria, di una popolazione che ha sempre combattuto, portato onore e dignità. Una gente schiva, gente forte, gente onesta, che ha sempre accettato e rispettato tutti. E il valore della nostra lingua, lo so che sono sempre polemica, ma voglio continuare a dirlo, non è solo interpretato da poesie e da canzoni, ma è il nostro parlare quotidiano. E è il frutto della voce, che è la voce dei nostri avi, della gente, di coloro che hanno custodito, difeso, onorato, contra tu e per tu questo territorio meraviglioso che è il nostro Monferrato. E questa voce dovrà essere la voce di coloro che adesso vivono ma che vivranno, perché se è vero, ed è vero, che la sola patria di ogni individuo è la lingua madre, noi non abbiamo il diritto di togliere la patria a coloro che verranno. È questo che io vorrei far capire. Parliamo sempre, insegniamo questa nostra lingua, parliamola con gentilezza, con condivisione, facciamo capire questa nostra lingua ai nuovi arrivati, perché è l'unico modo per farli sentire veramente, veramente a casa loro. E poi finisco dicendo curaggi, non buttiamo via questo diamante prezioso che abbiamo, questa eredità millenaria, il nostro Monferrino. La som non è meri, antistem dur, temp senza senso e senza sust, la nostra bella lingua è la ricchezza più grossa che noi possiamo dare a nostra qui a noi. E perché sì, fomanente la nostra lingua la sia smentiaria, fomanente la sia machi dovrai per ferire, e con la sia scritta machi ansibitin diciculati per il buon mur dal gust e dal cuore. Come che la nostra lingua la sia parlare con gust e che la sia che la rimanga a tal cuore a tutti. Coraggio.